Eccoci qua di nuovo sulla Breccia per parlare un attimino, deviando dal problema dei pinoli con l'uva passa, su cui torneremo. Andremo a fare un giro insieme a Pierre che è andato in Bretagna, la Grande Bretagna, prima Bretagna. Che intanto diciamo che esiste la Bretagna e la Gran Bretagna. Certo, la Gran Bretagna è l'Inghilterra. Comunque, e la Bretagna dov'è? La Bretagna è la punta della Francia, è come un cappuccio. E la cosa curiosa è che anticamente in Bretagna c'era un popolo che aveva nome Veneti. E alcuni secoli dopo, proprio in Bretagna, ci fu tutto lo sviluppo del mito, della leggenda di Re Artù, ma non solo. Questi Veneti della Bretagna, sconfitti da Cesare, sarebbero poi fuggiti appunto in Gran Bretagna. Quando sono arrivate le legioni romane nell'isola, questi Veneti sarebbero saliti sempre più a nord fino in Scozia, dove troviamo la tribù dei Venicones. Venicones non suona molto veneto. Insomma. Però la prima attestazione dell'etnonimo nel Veneto è Venetkens, quindi tra Venetkens e Venicones c'è una maggiore assonanza. Comunque poi la Scozia, quando i romani hanno abbandonato l'isola, sarebbero scesi nel Galles del Nord e proprio lì, secondo alcuni studiosi, troviamo la dinastia di Re Artù. Parlo del Re Artù storico. Ti mando il filmato che ci hai portato. Nato nell'anno 446, il quale, che questo è, come ipotesi di questi studiosi, si dice, e non sarebbe altro che il fratello del re dei Venedoti. Quindi Veneti, Venicones, Venedoti, c'è questa costante associazione tra un nome venetico e il mito di Re Artù. Allora, mi crederò solo quando andrò su e troverò uno che mi fa Venedotto. Facciamo e allora esisti qua e la nostra razza. Facciamo una controprova, andiamo in Irlanda dove ci sono 32 contee, però in un'unica contea, al Donegal, c'era anticamente una popolazione con nome Venicni, una variante di Diciamo che Venicones. esiste tante coincidenze, insomma, ecco, che le poverie, le suggestive, 32, insomma. Dovremmo trovare anche lì Re Artù. E infatti lo troviamo, perché 2 anni fa è stato pubblicato un libro. Spiegaci cos'è sta roba qua che ci hai portato. È giusto per entrare nell'ambientazione. Ecco. Qui dove siamo? C'è il video? Stiamo vedendo. Tu dovresti commentare sta roba che ci hai dato tu. C'è già il commento? No, non sentiamo il commento, lo fai tu. Dici cosa vediamo, questi 2 monticelli. Ma qui vediamo il castello di Re Cunedda. Appunto nella migrazione dalla Scozia al Galles del Nord, qui ci sono solamente le rovine, chiaro oggi non sono più visibili, e questo è il castello appunto di Deganville, dove c'era Cunedda, quello che ha iniziato la dinastia che poi appunto avrebbe dato esito, secondo questi autori, a Re Artù. E questa è la fortezza dell'Orso, che era legata appunto al figlio di questo presunto Re Artù. Era la fortezza dell'Orso, perché Re Artù, secondo il nome stesso, era l'orso. Questi sono dei paesaggi e questo è un lago importante dove è stata gettata la famosa spada Excalibur, il lago Ogwen. Attenzione, anche gli antichi veneti avevano l'uso di gettare le spade nelle acque dopo averle defunzionalizzate, cioè dopo aver rotto la punta. Quindi è un costume stranamente anche dei nostri veneti del Veneto e comunque anche negli antichi abitatori della zona. E questo è un lago. Ma quando lo facevano, sto lavoro di spaccare le ponte? Lo facevano anche anticamente, poi è rimasto, perché probabilmente il mito di Artù alla fine di una battaglia? O... No, secondo un'interpretazione era dedicato proprio a una dea locale. Qui vediamo il lago Barfog, dove Re Artù avrebbe combattuto contro un drago, e quindi c'è lo scontro tra elementi precristiani e Re Artù. Naturalmente si pensa che sia una leggenda molto antica, per questo si va a cercare una origine antica
quindi coi Veneti antichi, escludendo i Celti. Qui invece è la zona di Camlan dove Re Artù è stato ha vinto, sconfitto, e invece qua abbiamo lo stesso, il Monte Snowdon, dove Re Artù è stato colpito da un nugolo di frecce, rotolato giù, e da questo lago sarebbe andato nell'isola di Avalon, la mitica isola di Avalon. Vedremo tra poco l'immagine. Vedete questi paesaggi molto verdi, belli, sono molto magici, verdi, sì, belli, ecco, belli. il lago Lindau. Da qui Re Artù avrebbe fatto vela verso l'isola logicamente più vicina perché era ferito, ecco l'isola di Avalon, dove Re Artù giace in uno stadio intermedio, è mezzo vivo e mezzo morto. Quando io racconto a mio figlio che oggi proprio compie 5 anni dell'isola di Avalon e gli dico guarda che lì c'era Artù che era mezzo vivo e mezzo morto, e lui mi dice ma qual era la parte viva? Era viva la testa o erano vivi i piedi? Ha ragione. In realtà c'è una spiegazione, perché questo stadio intermedio tra la vita e la morte è il letargo. E l'orso ha il letargo. È chiaro. Chiaro che Quindi questa è il tutta fantasia, no? Però il mito si spiega, perché sono miti antichissimi, sono tradizioni di un popolo. Quindi è da stabilire questo popolo erano i Celti o erano i Veneti, quelli che hanno dato lo sviluppo di questo mito. Tutti si saranno chiesti, ma questi Veneti della Britannia c'entrano con i Veneti del Veneto? Strabone, geografo greco, aveva riportato l'opinione del suo tempo, e cioè che i Veneti del Veneto altro non fossero che una colonia dei Veneti della Bretagna. Io invece, quindi oltre che figli di Troia ci sono anche figli di Baltico. Bretagna? Figli di Bretana, perché? Padre e madre. Sì, le bretoni. E comunque secondo me, come anche ho scritto anche nel libro della Veneta, dal Baltico alla Bretagna, in realtà se vogliamo cercare un'origine di questi Veneti della Bretagna, della Britannia, dovremmo semmai andare di nuovo nel Baltico, dove c'erano i Venedi della Polonia, e Tacito, che conosceva molto bene la Britannia perché aveva sposato la figlia di un generale romano che aveva combattuto in Britannia, Tacito diceva che in Britannia si parlava una lingua simile a quella delle popolazioni baltiche. E quindi sono le lingue scozzesi, la lingua e quindi è possibile che celtica? La popolazione dei Veneti della Bretagna, della Britannia, fossero quei commercianti d'ambra che arrivavano appunto dalla zona della Polonia. Tant'è che lì, in quella zona della Polonia, esisteva proprio l'isola di Abalus, un'isola che ha dato nome al Baltico, Abalus. Ma il mito di questa isola altro non è che Avalon. Quindi tutto si spiega. Come sono sorpresi quelli della UB Band, li hai allibiti. Loro erano convinti che i mercanti d'ambre fossero quelli che andavano con le zoccole. Diceva d'ambre e zoccoli. E gli era convinti di quello. D'ambre. Però dico che è affascinante, perché lui ha fatto un libro che io adesso non... Che i Veneti fossero commercianti d'ambra è noto, perché sono il popolo che ha resa famosa l'ambra, lo diceva Plinio il Vecchio anche. Da stabilire appunto se ci sono delle varie parentele tra è questi bello leggere Veneti. le cose più strane, perché intanto sono fronte curioso, per te sicuramente un di studio, insomma uno studio e comunque è un qualcosa che adesso sta ritornando in voga per due motivi. Uno è l'apertura il 6 di aprile di una mostra molto importante a Padova proprio sui Veneti antichi. Ecco, ora li andati a vedere e intanto io ti ho dato una canzone che è chiaramente un po' di sfottò fra di noi altri, tramite i nostri amici Louis Messi, Conte a me io bel. Cioè, nel senso, questo è il titolo del canto dedicato scherzosamente al mio amico Pierre.
giusta bel, che non te me incanta più. Con te meglio bel, che non te me incanta più, non te me incanta più. Con te giusta bel, che non te me incanta più. Ascolta qua Maria, lei quasi mezzo bot, vai figli non staria a vantarmi un got. Dove la tua sta ora fuori a spenda schei, resta a casa come a rincurare i putei. E ora vai fin da Beppi, che il 3-7 le drio spetta. Con te a meglio bel, che non te me incanta, fino te me incanta.